chef Rosario Matina, che ormai da anni viene a Ioppolo e ci collabora per farci gustare delle bellissime pietanze. Una buona serata, a presto. Grazie Sindaco, adesso appunto diamo la parola un attimo al nostro meraviglioso chef Rosario. Rosario, meraviglioso sì, perché degusteremo dei piatti speciali, raccontaci un po'. Grazie, io vi do il benvenuto a Ioppolo. I cortili sono strapieni, dobbiamo iniziare, questo ci lascia ben sperare. Il mio invito tecnico, ci sono delle tabelle indicate con fattore numerico e alfabetico, si inizia dietro di voi con 1 A, 1 B, seguite queste tabelle con delle frecce, vi porterà a fare questo circuito del gusto degli antichi cortili di Ioppolo, dove non vi dico le specialità perché sarà una bellissima sorpresa, mano a mano li scoprite uno per uno e alla fine risalirete qua in corso per finire con il dessert, il cannolo siciliano, insomma, che è l'espressione più rappresentativa della nostra grande pasticceria siciliana. Si è conclusa con un ottimo riscontro di pubblico la 21ª sagra del melone giallo che si è svolta a Ioppolo in fine settimana e che l'amministrazione comunale, diretta dal primo cittadino Giuseppe Portella, ha fortemente voluto per ripartire sotto un cielo di aquilone. Questo è lo slogan scelto per l'evento e la ripartenza c'è stata, come hanno dimostrato le migliaia di persone che hanno voluto essere presenti per assaggiare le prelibatezze che i vari chef cucinavano all'interno dei vari cortili, sparsi per il comune e con tante specialità che si preparavano al momento e mangiate calde, il pane cunzato, le polpette, la minestra, i cavatelli, le arancine, il melone giallo, i cannoli a base di crema di ricotta e melone. Tutto sotto la guida esperta dello chef Rosario Matina, con la collaborazione di tanti volontari, amministratori locali compresi, con la musica della band Style. Finalmente quest'anno si riparte, dopo 2 anni di stare fermi, si riparte con la 21ª sagra del melone giallo. Quest'anno abbiamo scelto proprio questo per cercare di fare ammirare tutti i vari cortili e interessare tutto il paese, di fare diversi stand nei vari cortili del paese, con l'apporto, devo dire che quest'anno è stato particolare, di tutta la cittadinanza che hanno collaborato al fine che riuscisse questa bellissima sagra. Una sagra che rientra in un contesto di estate ioppolese abbastanza ampio, abbastanza interessante, con tante iniziative culinarie, musicali, culturali e gastronomiche. Eh sì, siamo partiti il 15 di luglio e fino al 14 di agosto ci saranno tutta una serie di serate che non sarà solo la serata musicale o la sagra, ma ci sono state delle iniziative tipo il 2 di agosto per quanto riguarda il rosso si imposta e non si versa. Abbiamo fatto una presentazione del libro dell'onorevole Agostino Spataro, La nostra madrelingua. Cerchiamo un po' di associare tutte le varie iniziative e esserci la parte culinaria insieme con la parte di cultura e di divertimento. Ricordiamo che la parte culinaria è stata gestita e curata meticolosamente dallo chef Matina. Eh sì, sempre Rosario ormai è lo chef di nostra fiducia che ogni anno ci cura tutta la parte culinaria. Quest'anno oltretutto si è sbizzarrito, devo dire che ci sono tantissime cose da assaggiare, veramente belle, buone, fatte sempre con la nostra specialità che è quella del melone giallo. Allora seguiamo questo itinerario dei vari cortili, allora lei ci accompagnerà in questo percorso? Eh sì, faremo tutto, questo è il cortile numero 5, ora andiamo indietro sotto l'arco dove troveremo il cortile numero 4. Il consuntivo è sicuramente positivissimo, Ioppolo è invasa dai turisti e dalle persone, insomma i nostri cortili sono strapieni, le file erano chilometriche e allora che dire, tutti ci fanno i complimenti, sono contento che questa piccola parte dei centri storici spalancano le porte ai turisti agrigentini e non.
Su quanto riguarda il piano, la proposta gastronomica è sicuramente attaccatissima al territorio, i prodotti sani, genuini, quelli di una volta, dunque una sagra ancora una volta chiude in positivo, diciamo, il suo esito, d'altronde i numeri sono schiaccianti e ai numeri non si comanda. Una collaborazione durata tanti anni che ha dato i suoi frutti. Ci siamo dati 5 anni di tempo, 2 anni purtroppo ce l'ha levato il Covid, una sagra in crescendo anno dopo anno e sono convinto che se il Covid non ci levava i 2 anni noi ci attestavamo in una sagra a livello regionale. Le voglio dire che comunque in provincia di Agrigento non ci sono sagre così popolose, così organizzate bene, sia nella proposta gastronomica ma anche nell'organizzazione dell'evento. Dunque Ioppolo in provincia di Agrigento si attesta sicuramente come prima sagra in assoluto. Il saluto della Mascotti a chi ci vede, dai. Facciamola parlare questa Mascotti. Vai Mascotti, puoi parlare. Ciao, grazie a tutti. Un saluto da Ioppolo. Un saluto da Ioppolo. Arrivederci. Benvenuti a Ioppolo. Abbiamo ricominciato la nostra estate sotto un cielo di aquiloni e immancabilmente l'appuntamento alla nostra sagra del melone giallo non poteva mancare il nostro cannolo, il dolce per eccellenza siciliano, ecco, e sono qua al nostro stand, al nostro mio amato stand. Ecco la specialità di questo cannolo, la particolarità, come diceva il sindaco, qual è? È la ricotta fatta al melone giallo, è una specialità del nostro chef di Rosario Matina che ha curato la sagra a base del nostro melone giallo, il prodotto tipico di Ioppolo, nel nostro paese. Come questo cannolo anche gli altri tipi, le polpette di tritato, le arancine, il pane con la mortadella e pistacchio e il caramellato del melone giallo e infine il principe della nostra sagra, il cannolo con la ricotta al melone giallo. Primo giorno, grande successo di pubblico, ricordiamo che la sagra quest'anno durerà 2 giorni. Sì, grandissimo successo, proprio perché la gente è desiderosa di festeggiare e noi siamo contenti di ospitare tanta gente quest'anno a Ioppolo, abbiamo avuto un buon riscontro stasera, non ce l'aspettavamo e siamo contenti, ecco, di ricevere tantissima gente per la serata, per divertirci in allegria, questo senso di libertà di goderlo per tutta l'estate. E domani il secondo appuntamento con la degustazione del risotto al melone, gelato al melone giallo e la fetta di melone, della frutta. Bene, noi continuiamo il giro con il sindaco, andiamo a vedere gli altri stand. Vediamo qui le signore. Signora, riempire il cannolo è bello? Sì, sì, sì. Grazie, grazie. Ecco, quanti cannoli prevedete di smaltire, di dare questa sera, di vendere? No, è di giorno 2000. Dai, cantate con noi. Quest'anno è un'edizione bella dopo il Covid con tanta gente che sta venendo. Bellissima, bellissima. C'è una signora là. Signora, vuole dire una cosa lei? Dopo 2 anni si ritorna qui a Ioppolo? Sì, è una bella, diciamo che ora è di nuovo una novità perché è da molto tempo che non si fa e quindi quest'anno è una bella, sta riuscendo una bella festa, un bel riscontro, è bella sentita. Dopo tanti anni ormai veramente, dopo il Covid ci voleva. Belle tradizioni. Sindaco, il cannolo da mangiare. No, vedo che stai mangiando il cannolo, perfetto. Contenta signora? Sì, tantissimo, finalmente, si ritorna alla vita.
siamo al cortile 5, continuiamo questo viaggio tra i cortili di Joppolo nella sagra del melone. Ecco, cosa state facendo, se ci dice qualcosa? Sì, allora sono dei panini con la mortadella, una mostarda di melone giallo, sale, olio e limone, buonissimo. E poi serviamo anche del vino e dell'acqua. Una festa che sta sempre andando in crescendo, che quest'anno durerà anche 2 giorni. Sì, durerà 2 giorni, domani ci saranno altre degustazioni soltanto in piazza, non nei cortili. Degusteremo risotto con il melone giallo, il sorbetto al limone, frutta fresca, cioè a base di melone, ovviamente, tutto a base di melone. Sindaco, allora in questo cortile qual è la tipicità di questo cortile? Qua c'è una minestra di legumi, sempre con melone giallo. Questa è una tipicità che quest'anno il nostro chef Rosario ha voluto regalarci, è molto ma molto particolare. Bene, sentiamo qualcuno dello staff? L'assessore. Allora, assessore, vediamo, assessore a cosa? Buonasera, assessore alle risorse umane e la cura dell'ambiente. Qui a Joppolo tutti lavorate, tutti Sì. date una mano, Tutti poco fa facciamo abbiamo tutto. sentito il Presidente del Consiglio, ora anche lei assessore. Allora ci racconti qualcosa di questa sua esperienza e di questa edizione giunta alla 21esima qui a Joppolo, che quest'anno durerà 2 giorni. Per me è la prima volta e sono contentissimo di quello che stiamo facendo, di come sta andando la serata. Il mio stand offre, come già detto il sindaco, una minestra di legumi prettamente siciliani con il pesto di basilico e il melone. Qualcosa di molto particolare che è stata molto apprezzata dalla gente. Spero che sia di buon auspicio per oggi, per domani e per il futuro, che possa Joppolo rivivere giornate del genere. E allora sentiamo lo chef, chi cucina, chi si sacrifica per la gente con molto impegno. Allora, questo minestrone, questa zuppa è stata fatta dal mio chef stamattina e noi in supporto abbiamo aiutato a lui. Lo chef si chiama Rosario Matina ed è un ottimo chef, un ottimo organizzatore per questa sagra. Perché la particolarità qual è di questo piatto? Di questa zuppa, particolarità è tutta roba genuina, fresca, tutti i legumi, mix di legumi in aggiunta di pomodoro rosso, broccolo bianco e patata. Grazie. Tutta roba genuina. Allora in questo stand si gusta il melone, no? Sì, c'è la nostra specialità, il melone giallo. È coltivato a Joppolo, ci teniamo a precisarlo, da produttori locali e quando mi dicono è buonissimo. Quest'anno come sta andando? Abbiamo visto tanta gente? Sì, no, quest'anno sta andando bene, c'è una buona affluenza, quindi ci lascia ben sperare anche per il futuro, per le prossime edizioni. Il melone di Giancascio. Parliamo di questa donazione che state facendo, ecco, presentatevi qui, chi siete? Sono Andrea Piombino e come ogni anno vogliamo essere presenti a questa sagra così importante che ci riempie il cuore di gioia. Abbiamo dato questo pensierino per un omaggio, diciamo, per la città di Joppolo, lo facciamo con tutto il cuore. Grazie a voi per l'invito.
Sì, buonasera a tutti, intanto benvenuti e bentrovati nel comune di Joppolo, grandissimo e capace di organizzare feste meravigliose. Questa è la Sagra del Melone e la Sagra Clou e noi siamo onorati, siamo il gruppo Style da Agrigento, Peppe Lunetto, Peppe Di Stefano e Isabella, siamo la cantante e siamo onorati di suonare qua questa sera per la gente di Joppolo e di fuori Joppolo tutta che ci è venuta a trovare. Quindi complimenti, grazie a tutti, noi adesso faremo anche un po' ballare la piazza e vedrete come balleranno e come si divertono. Grazie a tutti veramente. Io cambio ritmo, nel dolce tuo respiro